Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti e oggi di che cosa parliamo? Parliamo dei migranti, tiriamo un po' la somma di questo anno che va a concludersi per capire che cosa è successo, se davvero ne sono arrivati di meno e come siamo messi qui in Italia con l'accoglienza ma soprattutto con anche la ricollocazione e che cosa sta facendo il nostro paese. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto, benvenuto finalmente. Grazie, ben buongiorno. Ritrovato perché è prezioso, no? Perché se fa aspettare... No. Grazie per l'invito. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giuseppe Taniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Principe, come sempre, Ali Sheikh Nur, Religioni per la Pace nonché Comunità Somala di Padova. Benvenuto Principe. Buongiorno dottoressa. La vedo rilassato oggi. Molto rilassato. Perché c'è marcato, vero? Siete No, amici? non è questo. Quando si diventa più vecchi, si diventa più anziani, si diventa più saggi. Più saggi, ci si ferma Sì. un attimino. Non lo so. Un po'. Allora, andiamo a parlare, come ribadito oggi, dei migranti. Che cosa è successo? Ad un mese dalla fine di questo 2019, quanti davvero ne sono arrivati? Che cosa ci dicono i dati del Ministero dell'Interno? Dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019 sono arrivati 10.115 migranti, meno 55% rispetto allo stesso periodo del 2018, meno 91% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel 2018 erano, pensate, arrivate 23.370 persone, insomma si va avanti con il tempo e i migranti ne arrivano sempre meno. Allora, Marcato, le politiche hanno funzionato allora? È del tutto evidente, credo che su questo non ci siano dubbi. Noi abbiamo dato una svolta a una politica dissennata negli ultimi anni in cui in nome di un'accoglienza completamente sbagliata abbiamo lasciato aperti i confini a chiunque volesse arrivare nei nostri territori, dopodiché di fronte a due elementi di grossa criticità. Uno, la pressione popolare insomma, di un popolo stanco che ha detto basta, quello italiano, e poi le difficoltà oggettive nella gestione A dell'accoglienza e B l'aspetto della sicurezza hanno costretto nell'ultima coda del governo di centrosinistra prima del governo Conte di mettere in atto delle politiche tra virgolette salviniane iniziate, poi noi insomma Matteo Salvini con la Lega ha messo in atto tutta una serie di azioni che sono state, tra l'altro hanno avuto anche come dire, questo esito di deterrenza nei confronti delle partenze e oggi i risultati sono del tutto evidenti. E il fatto che avevamo ragione è dimostrato dalle azioni di questo governo, che nonostante non ci sia più la Lega non hanno aumentato i soldi per il costo a testa dato alle cooperative che gestiscono i migranti, non hanno cambiato le politiche sui migranti, non hanno cambiato nulla sull'accoglienza, è rimasto tutto tale e quale. Quindi questo ti dà la misura che noi avevamo assolutamente ragione, ma era del tutto evidente che c'era un'incapacità politica di affrontare un tema che è enorme, che non si risolve sicuramente in un anno o in 2 anni o in 5 anni, perché insomma, le migrazioni transnazionali sono fenomeni difficilmente gestibili, ma un paese sovrano ha il dovere di porsi delle domande, di porsi le questioni e trovare delle soluzioni. Senta, allora, per l'onore della cronaca, allora, nel mese di novembre ad esempio è inciso molto il brutto tempo, abbiamo avuto mesi anche con molto brutto tempo, quindi sono partiti molti di meno. Poi c'è anche chi contesta il fatto che però quando c'era il governo Salvini si sia concentrato sulle ONG dicendo che poi con le ONG, con le organizzazioni non governative, arrivano soltanto il 4-8% di tutti i migranti. Quindi era una lotta parziale, era una lotta
come dicono molti, di bandiera per far vedere che fosse appunto un atto di forza. Ma noi abbiamo sempre questo limite che è tipicamente italiano, per cui se tu affronti un tema da una parte arriva sempre qualcuno che dice però ci sono anche altri problemi. Noi abbiamo il benaltrismo ed è una malattia endemica della classe dirigente di questo Paese. C'è un problema di immigrazione africana che arriva sulle nostre coste incontrollata. Bene, è un problema, lo affrontiamo, ma arrivano anche... Sì, chiaro, l'Italia è fondamentalmente un'isola, se non fosse per un trattato che è attaccata al resto d'Europa, quindi intanto c'è un tema delle coste che va affrontato. Poi c'è un altro tema dell'immigrazione che arriva da est. Anche lì però io vorrei ricordare sommessamente a chi oggi dà lezioni di gestione sull'immigrazione che quando si è tolto il trattato di Schengen per la Romania, Umberto Bossi tuonò contro questa scelta e disse: guardate che io ho l'impressione che stiano arrivando non proprio rumeni normalissimi, ma che abbiano svuotato un po' anche le carceri. Non è il caso di tenere comunque il trattato di Schengen anche là, in modo tale che possiamo avere dei controlli? No, sei razzista, non capisci nulla, l'Europa è una grande sfida. Solite sciocchezze che dicevano. Ecco, noi ci siamo riempiti di persone non proprio... Perché sai, quando mi dicono ma c'è una correlazione fra immigrazione e criminalità? Sì. Perché il fatto che un terzo dei non italiani commetta il 10%, il 10% dei non italiani commetta un terzo dei reati, evidentemente c'è un problema che va gestito. E il 70% dei carcerati qui a Padova non sono italiani. Quindi un tema c'è. Ecco, allora 049 49 06 054, voi che siete a casa cosa pensate? Avete la sensazione, come dice Marcato, che con le giuste politiche si possano in un certo senso fermarli, oppure bisogna trovare delle soluzioni alternative, oppure si può fare della buona accoglienza ma fatta bene, perché altrimenti poi ci sono tutti quei casi che abbiamo purtroppo noi nelle orecchie, che facciamo cronaca. Allora, Traviello Gradassi, senta segretario, è chiaro, quest'anno ne sono arrivati molti di meno, siamo lontanissimi dai dati del 2016 quando si parlava di 180.000 unità. Allora, che cosa ha funzionato? Ha funzionato quello che mi stupisce, dire che Minniti ha fatto la politica di Salvini. Minniti ha fatto la sua politica, ha fatto il ministro degli interni senza tanti clamori, ha fatto gli accordi in Libia, ha fatto gli accordi in Tunisia, ha fatto gli accordi con l'ONU per i campi. Sarà sicuramente rimproverato per la situazione di quei campi, ma che comunque erano affidati all'UNHCR dell'ONU, per cui era una responsabilità anche dell'ONU la convivenza all'interno di quei campi, e già con quel governo gli sbarchi e i migranti erano diminuiti tantissimo. Si sono fatti gli accordi con il Niger, con la striscia pre-sahariana, e si è cominciato a parlare di cooperazione internazionale in maniera maggiore. Diciamo che anche la Francia ci ha messo il suo, perché ha bloccato il jihadismo tra Mali e Mauritania, ci ha rimesso 13 soldati anche 15 giorni fa, poveretti, per cui non tutto il male viene per noi. C'è un intervento globale, si è attirata l'attenzione dell'Europa. Quello che non ci deve essere è quell'urlare contro l'immigrato, quell'odio verso il diverso, e ci deve essere un'attenzione e una realpolitik. Questo è quanto chiede la gente. Sicuramente in questi giorni vediamo che siamo arrivati a un collasso delle coscienze, che sono stanchi di avere parole di razzismo, parole di odio, e che vogliono una politica volta verso un positivo, verso una posizione positiva, che deve essere anche verso gli sbarchi. Mi ha stupito un po' le parole dell'assessore Marcato, perché è indubbio che in questi giorni Salvini sta tuonando che da quando non c'è lui c'è il 300% di sbarchi in più. Le statistiche non dicono queste, sicuramente si è fatto un passo maggiore verso l'Europa, in cui si è fatto un preaccordo di Malta che
nonostante sia su base volontaria. Probabilmente è positivo che sia su base volontaria e non obbligatoria, perché dimostra la buona volontà e la buona fede dei partecipanti, in cui gli sbarchi che vengono programmati tramite le ONG all'80-85% vengono smistati in altri paesi d'Europa. Per cui si è fatto un grosso passo in avanti in quel senso lì, si è maggiormente controllato le ONG, ma si è anche raggiunta una maggiore collaborazione, perché sicuramente un paese civile come il nostro non può sopportare i naufragi e tutte le morti del Mediterraneo. Per cui noi siamo per crescere e questo è quello che sta avvenendo. Per cui anche l'accoglienza era già stata migliorata, perché indubbiamente i mega concentramenti come Kona e tutto il resto erano delle specie di lager, sicuramente non erano in mano a cooperative del centro-sinistra, ma erano in mano a cooperative di tutt'altro colore, sicuramente una diffusione maggiore, una distribuzione e una maggiore attenzione con cui quei 35 euro al giorno sono spesi per l'istruzione, per l'integrazione e tutto il resto, stanno portando a questo. Dice, ma io devo andare in pubblicità, quindi il maggior io chiedo, c'è la telefonata o vado in pubblicità? Vado in pubblicità, portate pazienza, torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Allora, io vorrei sapere in Africa dove c'è la guerra, sì, è in Libia perché c'è un po' di caos visto che non hanno un presidente, però qui anche a Dosso, dottoressa Daniela, non abbiamo gente dimagrita che arriva qua, sono tutti palestrati. Non vengono da guerre quelli là. E volevo dire un'altra cosa. Se arrivano qua che noi dobbiamo richiuderci in casa alle 17:50, 17:30, 5:30 di sera, perché non si può uscire. Io non penso che loro se ritrovino per la strada facciano qualcosa, ma perché non hanno mai fatto niente. Però noi siamo schiavi. A questi signori lì che sta ridendo mi fa un po' fastidio. Mi dà un po' fastidio, signore, ma perché non è educazione. Intanto mi lasci rispondere. E vorrei chiedere, tutte le migliaia di Kona e Conetta dove sono andati? Perché certo non li hanno rispediti dietro. Non li hanno rispediti, sicché sono nelle nostre case, tu vedi, anche se mettiamo telecamere, loro sono furbi ma perché si coprono col posta battaglia, e noi siamo qui prigionieri dell'Africa, perché siamo prigionieri dell'Africa. Allora, ascolti signora Daniela, io sono stanca, vorrei che anche come a Padova, con tutto quel caos di droga, ma chi è che deve prenderli e metterli dentro in galera e poi quando hanno fatto 500 persone metterli in un charter e portarli nei loro paesi? Perché io non voglio assolutamente mantenere certa gente, perché se i loro presidenti dei loro paesi non sono capaci di mettere a posto un paese, non devo rimetterci io. Questo voglio dire, vi ringrazio. Va bene. Grazie signora Giusabella, determinata, ha messo giù un bel carico da 90 anche quello. Allora 049 4906 054, signora Giusy, le facciamo dare delle risposte. Senta Sheikh Nur, diceva io sono stufa, mi devo chiudere, e dentro in casa alle 5:30, 5:50, sono tutti palestrati, non hanno fame, sono tutti fisicati. E dice ma da quale guerra scappano, come arrivano, da dove vengono? Vabbè, povertà del Niger, il terrorismo del Mali, le guerre in Sudan e i problemi economici della Tunisia. Questo è un po' il panorama africano, chiamiamolo così. Primi arrivi sono i tunisini, il secondo arrivo sono dal Pakistan, il terzo la Costa d'Avorio, il quarto l'Iraq, il quinto il Sudan, il sesto il Bangladesh e così via fino al Mali. Ci sono in questi primi non paesi? dappertutto chiaramente c'è la guerra.
Ecco, no, ve lo dico subito perché beh, in Iraq non è che si stia proprio bene con la libertà di... No, allora parliamo di altre cose. Siccome hanno cercato di convincere gli italiani che dovevamo accogliere perché stavano scappando dalla guerra, allora abbiamo detto benissimo, se scappano dalla guerra li accogliamo, se non scappano dalla guerra quindi non li dobbiamo accogliere. Proprio così marcato, perfetto. Siamo andati a vedere gli arrivi e sono tutti da paesi dove non c'è la guerra, punto. Dopodiché possiamo dire, ma allora anche quelli che scappano per motivi economici. Vabbè, ma allora diciamolo agli italiani. No, sono migranti economici. Non è mentire, perché per 10 anni i soliti noti hanno detto agli italiani che dovevamo avere un atto di pietà per chi scappava dalla guerra, perché era un diritto internazionale. E su questo siamo tutti d'accordo. Poi andiamo a scoprire che chi arriva qua non scappa dalla guerra. E allora arrivano, ma c'è anche problemi economici. Ma sono altri problemi. Allora dobbiamo dire agli italiani, noi accoglieremo anche chi ha problemi economici, anche chi ha problemi di diritti civili. Ma bisogna dirlo, basta essere sinceri. Non dire... hanno mentito agli italiani. Allora io devo prendere un'altra telefonata e sentire Sheikh Nur. Diciamo che con un decreto flussi magari si dice abbiamo bisogno di 4.000 metalmeccanici, 8.000 badanti, 7.000 ingegneri, forse così si potrebbero risolvere un po' di situazioni. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Volevo chiedere al signore della sinistra, di quegli 8 pullman che sono arrivati dalla Germania, cosa mi sa dire? Dove sono andati? 8 pullman, o vetri oscurati, scortati dai carabinieri, di media 50 persone per pullman, se so fare bene i conti, 400 persone. Dove sono andate a finire? Grazie, arrivederci. Grazie. Vabbè, le faccio dare la risposta. Allora, Ali Sheikh Nur ha capito, le persone, la signora Giusy che a casa, come ripetiamo, dice sono fisicati, sono palestrati. Noi ci chiudiamo in casa perché abbiamo paura. Al momento non è successo niente, però è così. Questa signora invece Nadia dice sono arrivati 8 pullman dalla Germania e anche questi li volevano portare al Vaticano come l'altra volta. Li hanno portati? Quell'altra volta al Vaticano li hanno portati e li hanno smarriti. Allora, Sheikh Nur ha capito, la gente ha comunque questa sensazione. La percezione è legittima, però è esasperata dalla disinformazione mediatica a cui si presta il fenomeno dell'immigrazione, che è un campo preferito dopo i politici vendemmiano. Questa è la pura verità. L'immigrazione, le cause dell'immigrazione sono ben precise. Io condivido la politica con la P maiuscola e la politica con la P minuscola. Quando si tratta della politica della P maiuscola vuol dire riescono a dialogare e riescono a risolvere i problemi. Con la P minuscola invece vengono la politicizzazione di tutti i valori di alcune cose che ci portano alla rovina. 3 cose sono difficili, impossibili da fare: insegnare, guarire e governare. Lei a casa sua non porta nessun ospite quando lei è in discordanza con suo marito o se ha la casa in disordine. Questo è un paese... E sai che già parte male perché la donna... No, non è questo. Si sta male andare a visitare una famiglia dove c'è la casa sporcizia e discordanza, non c'è pace. Questo è un paese che è strano. Roba da matti, cade un governo dopo 12 mesi, 1 anno, 4 mesi, subito si passa. No, da quanti anni che noi trattiamo il fenomeno dell'immigrazione? È cambiato qualcosa secondo lei? È cambiato sì, ma com'è cambiato? In meglio o in peggio? In peggio, perché il fenomeno dell'immigrazione è vecchio quanto l'antico come il mondo. Il primo immigrato del mondo è Abramo, che Dio gli dice vai dalla tua terra, dal tuo parentata, nella terra che ti indicherò io. Si riferiva a Canaan. Questi non hanno avuto un obbligo da Dio, gli dice, negri, andate tutti in Europa, fate figli che gli occidentali sono insuberbiti e corrotti. Questi vengono via, ci sono delle organizzazioni bastarde, commercianti di carne umana che si lucrano sopra. Africani? No, africani, soprattutto occidentali, le organizzazioni, no, africani. Noi abbiamo dei politici incompetenti, io glielo dico, se lei vuole, quando si parla del fenomeno io posso parlare in politichese, ma cerco di fare una cosa almeno, cerco di
esaminare, perché mi interessa risolvere il problema politicamente. Sono escluso da questo consorzio, ma non ha importanza. Ma il problema è che, come ci raccontano i dati, quindi sono obiettivamente migranti economici, la stragrande maggioranza. Immigrati è economici. Una differenza, fa differenza? No, ci sono gli immigrati economici, ci sono sempre stati. Gli immigrati politici hanno diritto di asilo politico. Non è una inclusione illimitata, secondo me va gestita il fenomeno, politicamente si può risolvere se c'è una volontà politica, ma quando, va bene, due politici, uno di destra, uno di sinistra, estremisti, di opinioni diverse, va bene, come gli insetti, no? Ci sono due tipi di insetti. Dov'è che arriva lei? Ci sono le api, mi scusi, ci sono le api e le mosche, dopo ti dico Roberto. Da che paese arriva? Scusami Roberto, dopo ti dico. Anche la telefonata. Ci sono due tipi di insetti, ci sono la mosca e l'ape. La loro differenza, sai dove? Dove si ferma? Anche il pungiglione. Insomma, scusi. Allora, intanto comunque non ci sono neanche più api selvatiche, ci sono solo api da levamento. No, le api domesticate tutte. Le mosche. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, lei e anche ai signori. Sì. Buongiorno. Buongiorno, io sto forse a dire delle cose che a tanti non va bene, perché no? Noi abbiamo dei politici che non sanno la situazione che c'è nell'Africa, che tutta la popolazione, il 95% della popolazione è sottomessa da questi cari signori che gli comandano, perché dove sono stato io, e sono 4 o 5 posti che sono stato, sono tutti uguali, la popolazione non è aiutata che gli fanno le scuole, le strade, no, vengono qui, prendono da noi, li portano lì, quindi li danno a loro, se li tengono loro, perché io li ho visti giocare al casino, andare in giro con grandi macchine. Ma lì nel loro paese? Che avevo io. No, quando vengo qua. Pagati a poco e niente, che mi hanno detto: maestro, noi è meglio che veniamo a lavorare con voi altri, perché la popolazione è sottomessa, non sono trattati come che uno se lavora è pagato, no, non è vero niente. Ma dov'è che è Perché stato lei? devono fare i politici italiani, la devono capire, che non gli devono dare i soldi in mano, andare lì a fare le strade, aiutarli, e anche perché, dottoressa, bisogna che i governi suoi capiscono che certe cose loro non sono capaci a risolverle. Devono avere l'aiuto dagli italiani, dagli americani, da qualsiasi persona che li può aiutare. Ma devono fare gli accordi e dire: io vengo qui, comando io a questi operai, gli insegno io, non che i popoli siano sottomessi sempre alle stesse 4 persone. Quindi, allora, io devo andare in pubblicità, quindi lei dice: gli italiani devono andare lì, fare le cose, non dare i soldi, cioè costruire case, costruire asili, costruire tutto quelle che sono le infrastrutture, in modo che questi poi non partano e vengano qui a fare una vita migliore, perché lì sono sottomessi, giusto? È questo? Allora, le faccio dare una risposta dopo la pubblicità e cercheremo di capire stasera le altre. Chiameremo un entomologo che ci spiegherà. 049 4906 054, però anche la mosca ha il suo perché, Sheikhnur. È un animale impollinatore. Esatto, è fondamentale. E torniamo dopo, anche lo storcolaro, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la nostra diretta 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Dario dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario dalla provincia di Trento. Noi qui che ci teniamo quasi tutte le tasse che la gente persa, abbiamo un'economia particolarmente fiorente, per cui il problema non lo sentiamo perché gli extracomunitari sono subito inseriti nei... Però c'è anche voi italiani in Veneto, da tanti anni avete la Lega che sta governando con un consenso così vasto. Ma non è che lei sia in Italia, signor Dario, Noi italiani non ti mandiamo più i soldi, con cui fai la strada.
signor Paladino, facciamo che noi italiani non abbiamo più soldi per fare le strade e pagarci gli ospedali e avere i dipendenti pubblici più alti d'Italia. Facciamo così. Vediamo se ci chiami ancora noi italiani, se li teniamo i soldi degli italiani e vediamo cosa fai tu Trentino con i tuoi dipendenti pubblici che hanno il numero maggiore, peggio di qualche regione del sud. Nessuno si è arrabbiato. Ma voi siamo in Italia. Con tutto questo consenso che ha la Lega e col benessere che sta ti ho chiesto se facciamo che noi italiani ci teniamo i soldi con cui voi pagate i dipendenti pubblici nel numero più alto d'Italia. Facciamo così. Potreste averne bisogno anche voi. Magari vabbè, ascolta, voi una grande opera come il Mose che servono ancora 30 anni per finirla. Allora, signor Dario, è chiaro che la provocazione è questa, cioè noi, voi stiamo meglio, qua stiamo male tutti, tra virgolette siamo in Italia e viviamo con quello che abbiamo. Come ricordato Marcato, noi supponiamo province autonome anche quando falliscono, sono sull'orlo del fallimento. Allora, chiaro che il dialogo va bene, però devo dire che io ringrazio il signor Dario di Trento perché mi ha messo d'accordo il parterre, giusto? Vi siete sentiti tutti chiamati in causa italiani. Voi italiani cosa? Siamo italiani tutti? Italiani, ma iscritti italiani no. Io amo la coerenza, ti dici voi italiani, benissimo, e allora noi ci teniamo anche i nostri soldi e allora dopodiché tu dovrai ovviamente lasciare a casa 2/3 dei dipendenti pubblici che hanno e io spiegherai dicendo guarda purtroppo abbiamo speso gli italiani, che mi fa schifo e i segati gli UK, guarda allora, anche questo è sbagliato io sono molto diretto. Il signore non era di lingua tedesca, era di lingua italiana e non ha capito l'irredentismo che c'è stato, è italiano anche lui. Ricordiamoci che a mettere le pezze sui fallimenti delle varie province autonome o sull'orlo del fallimento è sempre il governo statale centrale. Prendo la telefonata poi andiamo avanti. Allora, se è una Daria da Trento, io sono contenta che ci dica che siamo tutti in Italia, per carità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamo la provincia di Padova. Beh, allora, io non sono mai stata razzista, ve lo dico, però mi dà fastidio sentire chi è venuto in Italia, è stato accolto a braccia aperte, abbiamo mantenuto, gli abbiamo dato tutto quello che potevamo noi, ora si lamenta, andiamo negli ospedali per la precedenza loro. E la Caritas è piena di immigrati che vanno lì a prendere le cose e poi li troviamo super riposti per la strada, pieni di cose che non loro piace e abbiamo avvisato che la Caritas ci ha dato conferma che a volte le buttano. Noi ce le togliamo dalla bocca per dare a loro. Se le persone partono dalla guerra o sono veramente motivate a venire qua con criterio, con testa, con pace, diciamo, sono bene accolti, gli altri stiano a casa sua, perché là gli spacciatori noi non ne abbiamo bisogno qui. Siamo già pieni lo stesso. E mi dà fastidio sentire parlare male dell'Italia, perché mio nonno è morto nella prima guerra mondiale per il bene di confini a Monfalcone e adesso li vedo quest'estate così. È una vergogna. Viva Marcato, viva la Lega. Per l'Italia, io posso dire una persona no, solo perché è amico tuo, discrimine. Grazie, allora intanto grazie, mi ha risollevato un po' l'umore di Marcato perché dopo voi trentini, voi veneti, voi. Allora cerchiamo di andare un po' con ordine. Allora, abbiamo lasciato le mosche e il miele e qua troviamo delle situazioni molto difficili, no? Il signore di prima dice no, diamo i soldi, mandiamoli a costruire strade e ponti. Il signor Dario dice che noi qui in Italia non capiamo niente, però questo signore dice io mi tolgo il pane dalla bocca, poi quelli della Caritas scoprono che le cose vengono buttate via, allora Marcato una risposta a lei, poi rapida una risposta non accetto lezioni di geopolitica, di politica, di gestione della cosa pubblica da chi proviene dalla Somalia, cioè, non è che la Somalia ha una storia tale da poter, come dire, insegnare democrazia al mondo, come ce l'hanno pochi paesi africani, a dire il vero. Io ricordo a chi ci ascolta che tutto sommato in Italia c'è una democrazia che funziona, dove tutti possono dire tutto quello che vogliono, come non può essere nel 90% dei paesi africani. Qui c'è un sistema di welfare che garantisce
anche a chi arriva dall'Africa ieri sera di avere un trapianto di cuore se serve, cosa che in Africa non potrebbe mai succedere. Noi garantiamo tutto a tutti, noi garantiamo tutto a tutti, quindi non accetto lezioni di politica, di gestione della cosa pubblica da nessuno che provenga da paesi dove non c'è l'abitudine alla democrazia. Non sono d'accordo. Allora, Daniele Gradassi ha sentito, adesso vi faccio la risposta, ha sentito anche questa signora, dice buttano via le cose della Caritas, mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale e per chi è andato a combattere, non certo, e per il signor Dario di Trento anche, ricordiamolo. Anche per lui, sì. Perché il signor questo. Vabbè, io ho un cognome. Mio nonno... Lei ha un cognome un po' complicato, è l'insieme di tante cose. Di 4 medaglie della prima guerra mondiale. 3 medaglie d'argento al valor militare di Giuseppe Traniello e una medaglia d'oro al valor militare di Giuseppe Gradassi. Ecco. Che il Signore faccia i conti. Per cui il dato è questo: è stato criminale indurre la paura, perché questo è un dato nella gente, per cui adesso ha paura di tutto, e indurre un determinato tipo di razzismo. I dati del Ministero degli Interni, i dati della Polizia dicono che i reati sono in diminuzione. Vogliamo dire che non vanno a denunciare? Possiamo anche dire quello, però il dato è questo, che il reato che non può non essere denunciato è l'omicidio, e sono in forte riduzione anche gli omicidi. L'unico reato che rimane stabile nella statistica e che non è a onore della nostra civiltà e della nostra etica è il femminicidio. Di conseguenza è lì, è sulla famiglia che dobbiamo lavorare moltissimo, e tutto il resto. Che nella nostra macchina pubblica ci siano dei problemi e che ci sia troppa burocrazia e ci siano delle cose che possono anche non funzionare, e probabilmente non hanno funzionato anche nell'accoglienza, è altrettanto vero, però non si può generalizzare tutto, buttano via il cibo, tutto il resto. L'altro giorno c'era un panettiere che aveva riempito un cassonetto di pane, hanno fatto le foto, è andato in internet e buonanotte, ma non era cibo per gli immigrati, è un folle che ha buttato via del cibo che non deve più succedere. Per cui il nostro problema è aver generalizzato dei problemi. Dopodiché possiamo dire che buona parte degli ultimi emigranti sono migranti economici. C'è una statistica che ha fatto Le Figaro e dove l'85% dei francesi è perfettamente cosciente che i migranti sono economici, e in questo momento lo stiamo diventando anche noi. Ma è anche vero che la situazione si è evoluta, e si è evoluta anche a livello africano. È indubbio che le famiglie si indebitano per far arrivare la gente, e probabilmente dopo che hanno attraversato a piedi il Sahara e hanno attraversato il mare arrivano anche i più forti, ma questo è anche brutto dirlo. Però è anche vero che la guerra in Eritrea, Etiopia-Eritrea è finita, il primo ministro etiope è stato insignito del Nobel per la pace quest'anno, tantissimi altri conflitti in Congo, Uganda e tutto il resto, Ruanda, si sono estremamente ridotti, e poi sarà anche ridotto la potenzialità economica di certe famiglie di mandare. Per cui è un fenomeno che avrà delle ondate. Sicuramente tra il ministro Minniti e adesso il lavoro della Lamorgese io sono perfettamente... Salvini non ce lo mette? No, perché ha fatto tanta confusione e ha instillato quella paura che nelle persone adesso non possono uscire alle 5:30 di sera. Io sono fuori fino alle 5 di mattina, tutti i giorni e tutte le notti. Bene, prendo una bella telefonata e poi andiamo in pubblicità e sentiamo il nostro entomologo, il principe entomologo. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, dottoressa tanto gentile, sono Nadia e parlo da Padova. Migranti fermarli o accoglierli? Permetto, io sono stata moglie di un ufficiale in aeronautica per sposare mio marito, non dovevo essere comunista, 7 generazioni di fedina penale pulita. Mi chiedo, questi migranti fermarli o accoglierli hanno le cose in regola come sono andati gli emigranti dal Friuli, che mio marito era di là, con regole e ordini e con tutte i denti e le visite e questo è il contratto di lavoro. Mi chiedo, a noi italiani che con le pensioni da fame che abbiamo, specialmente con la reversibilità,
Da dove teniamo e da dove troviamo tutti questi soldi per questi emigrati che nella Costituzione, dobbiamo mantenerli? Io voglio sapere. Allora faccio dare una risposta perché signora, per dare da mangiare. Signora Nadia, io le faccio dare una risposta subito dopo la pubblicità. Ci sono anche tanti immigranti italiani che sono andati in Svizzera, poi ci ricordiamo le tragedie di Marcinelle, come hanno trattato i nostri italiani. In Belgio. Sì, e non solo. Ecco, e in Brasile. Sarebbe da E dire. anche altrove. Torniamo dopo la pubblicità. Però no, mani in diretta. Allora, stavamo, vabbè, c'era un po' accesa la discussione durante la pubblicità. Allora, secondo me ha chiamato delle persone che vogliono sapere dove stanno andando, dove sono andati questi autopullman. Non è che dobbiamo chiamare chi l'ha visto, è una fake news, mettiamola proprio così. Non è una notizia vera, e quindi mettetevi l'anima in pace. Allora, durante la pubblicità Traniello Gradassi si era ricordato di essere stato qui con Lisce Knur dicendo: ma guardi che lei fa delle differenze, perché dice se c'è qualcuno che deve arrivare, prima devono arrivare i somali e gli altri dopo, eritrei. Non ho detto che devono arrivare prima i somali, ho detto se si deve dare aiuto. Prima loro. Prima quelli che noi, le ex colonie italiane, incluso Libia, Somalia, Eritrea, Etiopia. Tutti. Dovrebbero avere la priorità, perché la maggior parte di quelli che vengono dall'Africa centrale sono stati colonizzati da belgi, da inglesi, dal Commonwealth, va bene, da portoghesi, e questo è quello che ho detto. Non ho detto niente. Su base coloniale. L'ho detto, l'ho chiesto solo. Estiva, ma non è così. Allora, ascolta. No, è brutta. Mi scusi, più penso che mancano pochi minuti. Mi scusi. Ecco, dai. Secondo lei io ho cercato di impartire lezioni a qualcuno? No. Ho espresso liberamente la mia. Secondo me, se noi non parliamo dei problemi di diritti focalizzari e doveri, finiamo senza concludere niente. Io rispetto i politici con la P maiuscola. I mestieranti invece che usano il linguaggio e sono responsabili. Musil diceva: quando una società si corrompe, il primo a imputribire il linguaggio. Sprigionano dei germi incredibili. Ma quindi lei adesso sta assistendo a una politica con la P maiuscola o con la P minuscola? Cosa? Questa politica io non ho problema di se uno fa è minuscola o maiuscola? Non so, no, di destra né di sinistra, politica con la P maiuscola. Un po' noi abbiamo la degenerazione, non ci sono politici qua, sono tutte balle. Questa gente prendono lo stipendio e non risolvono i problemi. Sono 50 anni che ci occupiamo di questa cosa. È vero? Quindi e questa è la verità. Chi dovrebbe esserci? Allora, il manuale di diritto cosa dice? La traduzione. Il manuale di diritto. Il diritto è uno strumento per liberarsi della coercizione politica, religiosa, culturale. Questa gente vendemmia continua, i problemi sono peggiorati e non cambiano niente. Ci vogliono azioni, coordinazioni, aveva ragione in pittura fresca, se era vero. Muoiono di fame se non fanno politica questa gente, ma si rende conto lei? Ma allora lei dice, questi due che sono qui, che rappresentano la politica italiana, rispetto, P maiuscola o P minuscola? Se dicono delle cose che condivido, io alterne. Rispettosamente gli dico sì, sono concordo, sono d'accordo. Me ne farò una ma non ragione. importa, io ho una polimorfia di conoscenza e questo induce un rigetto della parte di certi elementi di inferiorità, ed è giusto che mi dicono non ho impartito lezione a nessuno. Mio padre è nato a Mogadiscio e è morto a Jeddah in Arabia Saudita. Mia madre è nata a Mogadiscio e è nata in Yemen. Mia sorella Feruza è sepolta in Australia. Mio zio Mustafa è sepolto in Kenya. Nessun africano è venuto a colonizzare l'Occidente. Questa gente la devono smettere. Devono mettersi d'accordo per il bene del comune. Rapidi che siamo in chiusura. Che discorsi sono? Ripartizione su base coloniale. Sì, è interessante, insomma. No, è una follia pura. Quella. Non si vendemmia più qua. Non si vendemmia più. È lui il Presidente del Consiglio. Cioè, io non sono che porta l'esperienza somala, della democrazia somala, della capacità di sviluppo somalo, della capacità di fare welfare della Somalia in Italia. Eccolo qua. Bella. Io vorrei dei governanti africani che portano tutta la terra appartiene a me. In termini sono sociali, scristianizzati. di welfare, è la degenerazione della politica. Stiamo parlando di robe serie, dove gli omosessuali possono tranquillamente essere omosessuali, dove le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, ma in Africa è così. L'Africa
è un continente meraviglioso. Allora. Le donne sono come gli uomini, gli omosessuali non sono perseguiti, tutte le religioni convivono. Bene. È bellissima l'Africa, è meravigliosa l'Africa. Io lo chiedo a lei, io non è che sono qui per fare domande sulla privacy. A che età hai marcato? Che età hai marcato? 51 anni. Ce l'ha un No, figlio? non le ho chiesto l'età, non mi interessa. Hai detto che se ha un figlio. Marcato le figli alla sua età, non sono lì, hanno 4-5 nipoti. E lei sarebbe già nonno? Senatori. Sarebbe Non già hanno ancora un nonno? figlio, non hanno una moglie, ma ti rendi conto? No, è vero. Che roba, allora, parola... Diciamo Zaia che l'Occidente Io devo chiudere. Allora, Triello Gradassi, siamo fuori, volevo soltanto farle dire una cosa, abbiamo bisogno comunque che il nostro paese si dia delle regole migliori. Esattamente, così giusto, ma me la stica rapidamente. Il nostro paese ha la necessità di crescere nella coscienza dello statalismo di un paese migliore e tutti devono collaborare a questo. Questo è quanto. Bene. Abbiamo bisogno di meno politica urlata e di più fatti e di azioni concrete che siano coerenti e comprensibili dalle persone. E politici che a 50 anni sono già nonni. Lei perché non è nonno? Sia niente. Adesso adotto un paro di nipoti così. Così a distanza. Io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato. Io ringrazio Roberto Marcato, assessore alla Regione Veneto, Regione del Veneto, e oggi si faccia un portafoglio. Adesso mando via un po' del curriculum e mercoledì mi sposo. Giuseppe, cerca moglie e con figli anche già pronti. Ecco, se qualcuno fra le scuoterizie disponibili, sono qua. Segretario del Partito Democratico di Rovigo, e ringrazio Alice Kenur Religioni per la pace, nonché della comunità somala. Insomma, buongiorno a tutti delle informazioni. E attenzione ad Al-Shabaab. Grazie e sono aperte le offerte per Marcato, matrimonio e figli compresi. Sì, se hanno già figli meglio che ora. Cosa c'entrano? Acceleriamo.